una situazione in cui la criticità stava crollando in modo pesante e si era dentro un vicolo senza uscita. Per fortuna è arrivata questa soluzione della banca intesa, che non voglio entrare assolutamente in merito al fatto che sia buona o cattiva, sicuramente era l'unica, quindi per definizione buona, l'unica che si prospettava, e adesso noi quello che ci auspichiamo e che chiediamo a ampio fiato a banca intesa è che si mantenga la vicinanza alla territorialità che noi avevamo anche prima. Così da Treviso il presidente di Confindustria Veneto sulle banche venete, i suoi timori in merito alla situazione critica per la liquidità delle imprese. La sovrapposizione delle linee di credito è uno dei nostri grandi timori. Si diceva che ci sono alcune aziende che sono strette dalla crisi, alcune si stanno riprendendo, alcune sono ancora strette dalla crisi, e che se su quelle dovesse pesare un restringimento della linea di credito naturalmente non ci sarebbero soluzioni. È chiaro che noi abbiamo imprenditori, abbiamo un'asticella che tiene sopra o sotto gli imprenditori. Se noi abbassiamo quell'asticella ammazziamo gli imprenditori che ci stanno sotto, questa è la realtà.